Siamo nel comune di Sant'Antioco, nell'area archeologica di Gruttiacqua, nella località conosciuta come Sagorone Gravio Sunie Sugrovo, e corrisponde alla zona funeraria dell'area archeologica appunto di Gruttiacqua. L'area archeologica di Gruttiacqua comprende un nuraghe complesso con bastione quadrilobato che si concentra attorno ad un nucleo centrale, ad una torre centrale, un insieme di protonuraghi e un insieme di strutture e di villaggi che si concentrano su un'area superiore ai 100 ettari. In questo momento siamo davanti alla tomba dei giganti, siamo in località Sunie Sugrovo, una sepoltura e verosimilmente nasce come cista preistorica nel Neolitico, poi si sviluppa come andamento alle couvert nell'età del rame e poi successivamente raggiunge la conformazione che osserviamo adesso durante l'età del bronzo, in particolare nel bronzo medio. Siamo attorno dal 1600 al 1330 a.C. Questa tomba dei giganti da cosa è composta? Fondamentalmente da un corpo di pianta rettangolare, la cui parte posteriore, quella verso ovest, ha un'abside, cioè una forma arrotondata. La parte anteriore invece, il corridoio funerario, è chiuso anteriormente da un emiciclo o da un'esedra. Anticamente, quando la sepoltura era ancora originale, questo architrave veniva appoggiato tra i due stipiti dell'ingresso e sopra l'architrave era sistemata una centina, una lastra centina, cioè una grossa stele dalla forma arcuata che chiudeva la parte superiore del corridoio. La tomba era alta all'incirca sul 1,80 m, 2 metri, e tecnicamente si compone da che cosa? Da un paramento murario, potete vederlo, costituito da filari irregolari di pulci alternati l'un l'altro da malta, da fango impastato e utilizzato nel sacco. Allora, la tomba viene scavata negli anni 70 da professor Santoni, è l'unico monumento dell'isola di Sant'Antioco ad aver subito uno scavo stratigrafico. All'inizio viene elaborata come una tomba a prospetto murario, cioè l'archeologia individua due tipi tombali. Uno molto arcaico, costituito da una stele centina e costituito da lastre ortostatiche, e l'altro invece relativamente più moderno, realizzato a paramento murario, come se si osservasse la costituzione di un muro vero e proprio. L'interpretazione originaria data alla tomba è un po' errata, perché se la osserviamo bene, soprattutto nell'esedra, la sepoltura si mostra fatta da lastre ortostatiche, da lastre che stanno in piedi. Quindi non è precisa quella che è l'elaborazione fatta anticamente da dottor Santoni, e la vede come prospetto murario. Anticamente, come abbiamo già detto prima, questa sepoltura era coperta da un lunotto, da una grossa lastra, i cui frammenti adesso si trovano a 1,5 chilometri da qua dentro l'area archeologica. E come è composta? Strutturalmente è molto diversa da quelle che sono le sepolture tipiche del Sud Sardegna, come Sadomessorcu nel comune di Quartuccio sopra i Sette Fratelli, e come alcune sepolture di Capopecora, perché a differenza di quelle che completamente a prospetto murario, questo invece mostra le caratteristiche delle sepolture, delle tombe dei giganti del Nord Sardegna, in particolare di Monte Sappe di Olbia, di Coduecchio di Arzachena, dove appunto osserviamo anche in queste delle lastre che stanno messe di coltello, messe in piedi, che costituiscono la parte anteriore della sepoltura. Il corpo, com'era formato il corpo? Originariamente era molto più alto di quello che osserviamo adesso, ed era chiuso non ad ogiva, ma era chiuso aveva una sezione troncogivale, cioè le pareti quasi si avvicinavano, ma non erano completamente chiuse, ma erano sormontate da tante lastre. Molte di queste lastre le troviamo ancora all'interno della sepoltura e all'esterno oggetto di violazioni.
stiamo osservando quello che è il corpo rettangolare della struttura, che si conserva costituito da macigni alternati. Nella sezione vediamo alcuni posti bassi ed altri verticali, altri orizzontali ed altri verticali, in modo da creare un incastro perfetto con i macigni che stanno sopra. La sezione muraria è sempre la stessa, abbiamo a che fare con un muro a sacco, grosso pietrone e l'anima interna è costituita da malta e pietrisco. In alcuni punti in particolare possiamo osservare quello che è il risultato di recenti violazioni da parte dei vandali, cioè lo scardinamento di quelli che sono i conci laterali e il rovesciamento di questi nel terreno circostante. La sepoltura si orienta in che modo? Con l'apertura rivolta all'area archeologica di Gruttiacqua e la parte posteriore più bassa e più stretta rivolta verso il sole che tramonta. È costituita in trachite, che è l'elemento fondamentale che caratterizza il territorio, eccola qua, ed è sistemata sopra un bancone di roccia. Vediamo quello che è lo zoccolo di roccia, dove adesso è ricresciuta la vegetazione dopo gli ultimi scavi. Siamo nella parte posteriore della tomba, nella parte absidata. Potete vedere che è arrotondata, molti dei macigni sono ancora messi nella posizione originale e si può notare meglio quella che è l'aggetto del corridoio, cioè la sezione, come appunto nel corridoio le pareti quasi convergono sino ad un unico punto che anticamente, come abbiamo detto prima, era coperto da lastre. Tutta la zona attorno è un'area rituale, sicuramente di notevole impatto visivo, e per quello fu scelta da chi decise di edificare la tomba. Non si tratta dell'unica sepoltura presente nella zona, ma si tratta di un insieme di sepolture che ci mostra come la zona fosse concepita come area funeraria e utilizzata con soluzione di continuità a partire dal Neolitico medio, da circa il 4000 a.C., e ha caratterizzato questa località per la presenza appunto di tafoni, cioè grotte di origine naturale che l'uomo ha riadattato, ad ampliato e ad utilizzato per le sepolture dei propri cari, con soluzione di continuità almeno dal 4000 a.C. almeno sino al 1600 a.C. In particolare possiamo dirlo perché nella zona sono stati rinvenuti dei pezzi proprio inquadrabili nella facies B, nella fase B della facies di Bonnannaro, all'interno di Domus de Janas, che ci permettono di dire che gli uomini del bronzo sceglievano, quando seppellire i propri cari, sceglievano tra le Domus de Janas e la tomba dei giganti. Cosa significa questo? Che la società all'interno di questa comunità era divisa. C'erano almeno due classi, una meno abbiente che veniva tumulata all'interno delle Domus de Janas e una più facoltosa, probabilmente il gruppo regnante, che veniva tumulata all'interno della tomba dei giganti. Per avere un esempio di quelle che sono le Domus de Janas che circondano l'area funeraria, possiamo vedere che nell'ambiente circostante, oltre alle cavità naturali e a Sagorona de Gravi, in lontananza abbiamo Suni e Sugrovu. Praticamente è un esempio appunto di tafone, cioè grotta naturale di origine vulcanica, riadattata dall'uomo come sepoltura e poi alla fine chiusa da un paramento murario quasi ad isolarne l'area di competenza funeraria.